queste cittadine, e penso che se lo si vede in quelle condizioni va merito chi l'ha amministrato. Oggi c'è il sindaco Pan, prima ha amministrato benissimo Massimo Bitonci, ed è un esempio che dove ci sono degli amministratori seri, capaci, poi le varie città, i vari paesi, insomma, ne vengono riqualificati. È stata veramente una bellissima giornata politica, una bellissima giornata di sole, e abbiamo ammirato le tante belle cose di Cittadella. Ecco, una bellissima giornata politica senz'altro. Quando io incontro i Veneti ho sempre la sensazione che voi siete davvero un popolo, e ancora di più ho avuto questa sensazione domenica a Cittadella. Il popolo veneto che ha delle tradizioni, una cultura, un obiettivo comune, no? Visto anche questa grande richiesta di indipendenza che nasce non solo dalla Lega, no? Ma è molto più diffusa. Certo, siamo assolutamente legati alla nostra regione, alla nostra storia, che non è fatta di qualche decina d'anni, ma è fatta di centinaia di anni, anzi di millenni, e siamo legati attorno a quel leone di San Marco che ci rappresenta tutti e che nella storia è stato sintomo di buona gestione. Vogliamo ritornare lì, quando diciamo padrone a casa nostra. Non vogliamo né più né meno che quello, e ci sta alzando di molto l'attenzione, e quello che ha detto anche domenica Matteo Salvini, non ci devono essere i più e i meno indipendentisti. Qui si vuole voler bene al Veneto, e la battaglia deve essere unica a tutela della nostra gente, delle nostre aziende, dei nostri giovani, dei nostri anziani, perché evidentemente se avessimo un po' più di autonomia senza arrivare al massimo che è l'indipendenza, sicuramente non staremo qui a vedere situazioni critiche di difficoltà che non so più come si possono andare avanti. Ecco, e qua ci riallacciamo un pochino anche alle deleghe che tu hai avuto che eserciti come vice sindaco, tra le quali c'è appunto quella del bilancio. E ho visto che proprio in questi giorni siete usciti, tu e il sindaco, con un comunicato stampa di protesta proprio per i tagli ai trasferimenti statali, che sono arrivati a una cifra che supera il 1 milione di euro per una cittadina come Oppeano che ha circa 10.000 abitanti. Quindi insomma un grosso colpo per far quadrare il bilancio. Guarda, purtroppo viviamo un momento in cui c'è il parolaio fiorentino che ne racconta di tutto e di più, ma i numeri, la matematica sono chiari. Negli anni, per chi ha fatto amministrazione, al di là del colore politico, sono avuti dei tagli. Nel caso nostro 50, 100, 200 mila. Ma io che sono in comune da 19 anni non ho mai visto un taglio come quello di quest'anno. Perché l'anno scorso, per un dato, avevamo 1.800.000 euro di trasferimenti, in un anno solo ci ha tagliato più di 1 milione di euro. Poi lasciano i comuni di applicare la nuova tassa che è la Tasi. Ma non è più sostenibile una cosa del genere. Non è accettabile che siamo noi a mettere le tasse ai cittadini con tutti questi momenti di difficoltà. Io ho fatto velocemente, quando ho visto il taglio di 1 milione, ho fatto un conto di quello che dice Zaia o che dicono tutti gli economisti sul saldo, sul residuo della regione Veneto, che sono 21 miliardi di euro. L'ho diviso per i 5 milioni di abitanti e l'ho moltiplicato per i miei 10.000 cittadini. Questo significa che se fossi come il Trentino avrei 37 milioni di euro disponibili per i miei cittadini, e invece ho più o meno 700.000 euro, nulla. Non è più sostenibile questo. E visto che alla fine i cittadini e le aziende vengono da noi per chiedere lavoro, e gli anziani che sono in difficoltà per il pagamento delle bollette, degli affitti, non è più tollerabile una cosa del genere. L'unica, ti dico, io avevo dato qualche carta di fiducia a Renzi perché aveva fatto il sindaco. Invece a distanza di 7 mesi, neanche nel settore che lui ha fatto, che ha amministrato, neanche lì è riuscito a fare qualcosa di positivo. Ed è giusto che tutti dicono, nella provincia di Verona quasi ormai una cinquantina di sindaci hanno sottoscritto una mozione contro il governo centrale, che adesso porteremo all'attenzione dei consigli comunali, perché non se ne può più. Infatti ho visto la notizia pubblicata sull'Arena, e anche questa è una notizia interessante, perché insomma vi siete mobilitati in tantissimi. Sì.
Su 98 comuni per il momento 47 hanno firmato questo documento che porteremo all'attenzione del Consiglio Comunale per dire al governo che se gli enti locali non saranno più in grado di garantire i servizi minimi indispensabili, la messa in sicurezza delle scuole, la tutela della nostra viabilità, la tutela della nostra gente, la responsabilità chiara è del governo centrale. E visto che io, come tu Piera, abbiamo fatto parte del mandato scorso, il federalismo municipale l'avevamo approvato, ma non era quello che poi Monti, Letta e adesso Renzi hanno cambiato con Dimo. Noi non abbiamo fatto questa cosa qui, pertanto è più che giusto che gli enti locali tutti dicono basta, ma veramente basta. Quando la settimana scorsa ci hanno comunicato l'ultimo taglio del governo, volevamo chiudere immediatamente il municipio, perché questa battaglia poi non è solo degli amministratori, ma deve essere della gente. La gente deve capire che noi sindaci e amministratori siamo lì, che ce la stiamo mettendo tutta, ma senza le pur minime risorse nostre non siamo più in grado di dare servizi, e non è neanche giusto che continuiamo a mettere tasse, non è neanche giusto, la gente non ce le fa più. Tra l'altro, insomma, la tua riflessione apre diversi spunti, perché nel momento in cui dici che appunto deluso da Renzi perché ha fatto il sindaco, mi viene in mente che ha fatto pure il presidente della provincia di Firenze e ha fatto approvare una norma, una legge demenziale che priva del diritto di voto i cittadini e dà vita a degli enti di secondo livello, quando poi le province di fatto continuano a esercitare le funzioni che avevano fino all'altro giorno. Le province ci sono, adesso andranno il voto, hanno le stesse competenze, per cui sono solo annunci che fa Renzi, ma se andiamo a vedere a distanza di mesi, a parte gli 80 euro che per adesso i cittadini si stanno accorgendo dove li ha trovati, dalla Tasi, dall'aumento del bollo, dall'aumento delle altre tasse, ma a parte quella ha fatto solamente proclami ed ha assolutamente alzato l'imposizione fiscale. Ma infatti, tra l'altro appunto tu accennavi alla legge sul federalismo municipale che poi è stata assolutamente stravolta rispetto alla formula proposta dall'allora ministro Calderoli, ma anche il decreto sull'armonizzazione dei bilanci delle regioni e degli enti locali è stato completamente stravolto, cioè portano delle innovazioni ma così farraginose che certo non aiutano la semplificazione, non aiutano a semplificare davvero questo paese. Ma nonostante appunto, prego scusami, dimmi pure. No, anzi, se devo dire, oltre alla parte fiscale dei bilanci, tutte le iniziative su questo governo sono le più centraliste della storia, perché con la logica di chiudere le società pubbliche, che gli enti locali sono troppi, avremo poche realtà che comandano tutto, e questo è contrario anche a quella Costituzione che tanti spesso citano, perché va completamente a ledere le autonomie degli enti locali. Sì, poi guarda, infatti anche l'ultimo provvedimento con il quale d'imperio i rifiuti del sud vengono portati al nord, viva il federalismo e viva l'autonomia, no? E viva le regioni, no? Sì, lo proprio... so, quella è la vecchia battaglia che abbiamo fatto in Parlamento. Io dico ancora oggi però che se c'è un comune della Lega, un stato della Lega, i rifiuti del sud non vengono. Come penso che anche la questione dei profughi sia un'altra cosa, che c'è il famoso Mare Nostrum, e anche lì conta se in un'amministrazione c'è un sindaco della Lega o no. Ma perché guarda, quando c'è un amministratore della Lega mette davanti sempre i propri cittadini, sempre e comunque. Ma infatti guarda, mi capita di appunto incontrare telefonicamente i nostri sindaci, e devo dire che con grande impegno, grande sacrificio anche personale, no? Nonostante i tagli di bilancio riescono a fare, a portare avanti delle iniziative, a dare aiuto, a intervenire, però adesso ci interrompiamo perché c'è una telefonata, vediamo cosa dice il nostro ascoltatore. Pronto? Buonasera, sono Ennio da Sassari. Buonasera, ci dica. Dunque, parlo come ex votante e simpatizzante leghista. Nel 96 Umberto Bossi aveva dichiarato l'indipendenza della Padania. Non era una dichiarazione di intenti di indipendenza, era proprio una dichiarazione di indipendenza, quindi una dichiarazione sacra che il suo popolo avrebbe dovuto recepire. E quindi è questo che non mi torna, cioè avete deciso di restare schiavi, no? Perché la possibilità di essere liberi ce l'avevate, almeno secondo le dichiarazioni
di Umberto Bossi, che è stato un uomo politico eccezionalmente lungimirante. Qualche giorno fa il leghista Attilio Fontana, mi pare che sia adesso parlamentare europeo. No, Attilio Fontana è sindaco di Varese. Prego? È il sindaco di Varese, Attilio Fontana. Bene, comunque l'hanno intervistato a Radio Padania 2 o 3 giorni fa e in merito ha risposto Fontana che non è stata data corso all'indipendenza perché l'attuazione dell'indipendenza prevedeva dei metodi, diciamo, piuttosto incisivi dal punto di vista dell'azione e quindi non si realizzò per questo motivo. E vorrei sapere da voi qualche cosa in merito a questa sacra, diciamo, comunicazione al popolo che è stata poi tradita. Vorrei sapere qualcosa su questo punto, vi ringrazio, salve. Grazie a lei, grazie per il contributo. Ma io ricordo che l'indipendenza che voleva Bossi veniva perseguita attraverso la via Gandhiana, quindi pacificamente, e su questa linea la Lega si è sempre mossa. L'indipendenza poi viene concretizzata anche con atti formali e il Veneto ne è un primo e grande esempio. Non trovi, Alessandro? Infatti non c'è dubbio, tutti vorremmo che le cose cambiassero da oggi a domani. Penso che in questi anni le abbiamo provate tutte, dall'opposizione, dal governo, delle cose che sono state fatte, perché poi noi ci prendiamo tutta la nostra responsabilità, ma nel mandato 2001-2006 il Parlamento aveva approvato la devolution, che dava delle competenze esclusive alle regioni e anche un po' di soldini. Dopodiché la sinistra ha portato la legge al referendum e sono stati gli italiani che l'hanno bocciata. Forse qualcuno non si dimentica, ma già se fosse passata quella norma dal 2013 ci sarebbero stati meno deputati e senatori, una Camera, un Senato che facevano delle cose diverse, tutte le cose che oggi si stanno discutendo che il Parlamento aveva approvato e gli italiani l'hanno bocciata. Perché non è una cosa così semplice come si dica, bisogna rendersi conto che in questo paese ci sono più realtà, il nord e il sud, che almeno vuole cambiare. Oggi dal Veneto è partita una forte iniziativa che è quella del referendum e saranno lì i cittadini che devono decidere se vogliono avanti così o vogliono cambiare. Noi vogliamo cambiare, ma dobbiamo assolutamente avere anche il supporto dei cittadini e della gente. Certo, poi... L'esempio della Scozia, la Scozia è stato un esempio che già tutti speravamo nelle vittorie dei sì, ma già hanno obbligato la Gran Bretagna a dargli ancora più competenze e ancora più soldini. Qui da noi invece siamo il paradosso che il PD, che il governo non vuole neanche che la gente si esprima. Per cui noi penso che andremo avanti, l'ha detto giustamente la domenica il Presidente Zaia, raccoglieremo i soldi perché ce lo autofinanziamo il referendum, ma ci saranno i veneti che devono dire sì, vogliamo cambiare. Vedremo se una linea piuttosto che l'altra. Hai ragione tu, le abbiamo perseguite tutte, per tutte le strade, non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo, ma quello rimane il nostro obiettivo e lo spirito indipendentista veneto senz'altro ci darà una grande mano. Ma abbiamo ancora 2 telefonate, prego gli ascoltatori di essere un pochino più brevi, vi ringrazio. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Allora, io vi chiedo, che senso ha dare il voto alla Lega che persegue una via gandhiana, una via che non produce nulla contro questi, stiamo combattendo contro della gente spregiudicata, dei poteri forti, dei criminali, senza gente, senza Dio. Cioè, ma che senso ha dare un voto allora alla Lega che persegue la via gandhiana? Perché a lei chi voterebbe, mi scusi? Cosa farei? No, chi vota? Cioè chi voterebbe? No, io sono leghista dall'84 per quindi, dire, però mi sto chiedendo che senso ha continuare con la via gandhiana quando stiamo combattendo contro della gente che sono gente senza Dio, sono dei criminali. Questi ci facciamo un vapo noi con la via gandhiana, non so se rendo l'idea. Beh, però, insomma, va bene, grazie. Passiamo alla prossima, pronto? Buongiorno, io sono sempre del parere che se non hai i numeri non puoi fare nulla. Quindi, anziché continuare a lamentarsi di quello che non ha fatto la Lega o di quello che ha fatto la Lega, innanzitutto bisogna informarsi, perché gli italiani non sono mal informati, sono proprio disinformati.
perché basta aprire un telegiornale che te le raccontano tutte le palle del mondo. E quindi una volta per tutte bisogna dirle chiaramente come stanno le cose. La Lega, se avesse i numeri e se gli italiani e soprattutto i padani una volta per tutte, anziché lamentarsi quando hanno la cacca fino al collo, si imboccassero le maniche e andassero a votare la domenica anziché andare a farsi i bagni al mare o preoccuparsi di tutt'altro tranne che il proprio futuro e soprattutto quello dei propri figli, questo qua non sarebbe la situazione attuale, non ci sarebbero tutti i problemi che noi altri abbiamo e non ci sarebbero i problemi del lavoro e non ci sarebbero le concorrenze sleali che ci sono tra le altre comunitarie, che questo governo, che le persone dicono che io non vado a votare come se ci fosse da risolvere il problema non andando a votare. Io penso che ci sarebbe da risolvere il problema andando a votare una volta per tutte, ma votare bene. Ma come si fa a ragionare così in Italia? Ma come si fa ad essere padani in questa maniera? Ci sono persone che mi dicono che la Padania non esiste. Ah, molto bene, allora non esisti neanche tu. Perché che cosa significa? Che una cosa non esiste, tutte le cose che vanno bene agli italiani devono essere necessariamente importate dall'estero. Si rinuncia alla polenta per mangiare il kebab, fra un po' ci diranno che la polenta è una merda e ci diranno che mangiare i voltini primavera dalla mattina alla sera il kebab è una cosa buona e giusta. Ma dove stiamo arrivando in Italia? Con le persone come Renzi che ti impediscono di votare perché secondo loro è sbagliato che ci siano delle persone che abbiano la libertà di votare, perché è giusto solo quello che dice questa Europa malata e le persone come il signor Obama che pensano che sia giusto un giorno sì un giorno no dare armi e bombardare. Se questa qua d'Italia, signori miei, è meglio suicidarsi che vivere in una penisola come questa che sottolineo e chiudo la telefonata è la terra più bella del mondo e la stiamo rovinando con le nostre mani. Abbiamo i più bei palazzi del mondo e ci andiamo a pisciare sopra e ci mettiamo con le bombolette. Io sono padano, ma innanzitutto mi piacerebbe anche essere italiano, ma mi vergogno di questa situazione, perché non è tanto il politico, ma è la persona che vota il politico che fa ribrezzo in questo paese. Buona Padania a tutti e piantatela di lamentarvi. Buona Padania anche a lei. Capisco e condivido quest'ultima telefonata, meno d'accordo sulla prima, nel senso che siamo un movimento pacifico e così rimaniamo. Ha ragione il secondo ascoltatore, bisogna convincere la gente ed è la gente che deve esprimersi e dare appoggio a idee che possono davvero innovare e non a parole che al momento non stanno innovando niente come quelle del nostro Premier. Che ne dice Alessandro? No, non c'è nessun dubbio, sottoscrivo quanto in pieno quanto ha detto l'ultimo ascoltatore. Chiaro che è la gente che si deve svegliare, dico, la Lega, se non ci fosse la Lega non si parlerebbe di federalismo, l'abbiamo visto, non si parlerebbe di cambiare questo paese. Quando abbiamo amministrato, avevamo il governo, le norme sulla sicurezza, piuttosto che tante altre iniziative le abbiamo fatte. No, giustamente noi la battaglia la facciamo, lo dicevo all'inizio, anche sul referendum del Veneto, non ci devono essere più o meno indipendentisti, tutti dalla stessa parte, è quello che deve capire la gente, come hanno fatto in Trentino, come fanno in Catalogna, cioè l'obiettivo deve essere comune, per cui penso che la Lega ha avuto dei grandissimi meriti in questi anni. Certo, qualcosa abbiamo sbagliato anche noi, non abbiamo mica la bacchetta magica, ma a livello locale dove amministriamo si vede la differenza. E quando siamo nel governo e delle regioni o anche a livello centrale delle iniziative le abbiamo fatte buone. Poi il sistema, come negli ultimi anni, l'ha cambiato. Vedi cosa ha fatto Monti. Ma la battaglia non è sarà lunga ancora, perché nulla di semplice, perché alla fine lo Stato centrale sta in piedi con i soldi del Veneto e della Lombardia. E finché la gente non si rende conto di quant'è la situazione critica, forse non siamo ancora così messi male, quello voglio di capire. Ma perché eppure... in giro tutti si lamentano, ma veramente bisogna che tutti ci diano una mano, con la Lega, ma più che con la Lega, per il proprio paese, per la propria comunità, per la propria regione. Per i propri figli. E siamo forse ancora quelli che hanno l'ideale, un sogno o il sogno di cambiare questo paese. Per cui la battaglia sicuramente la faremo, come è stato dimostrato domenica in piazza, perché la Lega c'è sempre. Esatto. Dall'altra parte abbiamo invece tutto il sistema nazionale ed europeo che sta lavorando per distruggere le nostre realtà, le nostre comunità dal punto di vista economico, vediamo che dal punto di vista religioso, vediamo quanto è critica la situazione, per cui tutti uniti per un unico obiettivo. Che è sempre lo stesso obiettivo.
la Padania sì, o comunque il nostro è popolo, sempre il nostro l'indipendenza della Padania. territorio, i nostri figli. Io mi auguro che i veneti capiscano che che noi possiamo dare la svolta, me lo auguro e ci impegneremo al massimo per questo. Ma sono sicura, anche perché voglio dire, poi la gente comune che magari ha anche apprezzato certe fantasie di Renzi, poi vive quotidianamente l'invasione che stiamo subendo, vive i fallimenti, vive la crisi economica, la diminuzione così del potere d'acquisto, insomma, quindi le difficoltà sono tantissime, quindi credo che tutti siamo pronti ad aiutare il Veneto in questa grande battaglia. Bene, Alessandro, io devo salutarti perché il tempo è terminato e mi spiace molto, è sempre troppo veloce. Quando io insomma faccio due chiacchiere con un amico, poi il tempo vola. Certo, Quindi insomma ci risentiremo senz'altro più avanti. Sei stata una bravissima collega qui di Roma e vedi, a volte mi arrabbio quanto si critica la politica. Io come te abbiamo fatto un'esperienza di 5 anni, penso che noi ce l'abbiamo veramente messa tutta contro il sistema alla mano. Delle cose positive che l'abbiamo fatto, quello che ci ha insegnato qualcuno di non mollare mai però. Ma questo è l'insegnamento di Bossi, che è sempre il nostro faro, no? Esatto, per cui la volontà è quella di andare avanti finché noi daremo la libertà. Potranno metterci tutti i bastoni fuori le ruote, tutti i vari sistemi possibili, ma alla fine gli ideali vinceranno contro questo sistema. Bisogna crederci. Sì, bisogna proprio crederci. Bene, con questo invito, cari ascoltatori, io saluto Alessandro Montagnoli, vice sindaco di Oppeano. Un grande abbraccio e un grande bacio, Alessandro. Grazie mille anche a te, buona Padania a tutti. Viva il Veneto, viva San Marco. E saluto anche voi, cari ascoltatori. Davvero vorrei concludere questa volta anch'io con viva il Veneto e viva San Marco. E viva la Lega Nord. Avete ascoltato Enti Locali.